Presentati stamani gli eventi estivi del cartellone che si svolgeranno al Giardino della Colimpetra, sere Fai d'estate. Diversi gli appuntamenti che riguardano il cinema, sabato 27 luglio, il Pistacchio di Raffadali il 1 agosto, una cena itinerante con musica, vino e letture il 2 agosto, la festa del Fai Delegazione di Agrigento il 21 agosto e una serata dedicata ai grani antichi la prima domenica di settembre. Sì, è un calendario abbastanza ricco, si inizia sabato 27 con una serata cinematografica, il film è Un giorno all'improvviso, lo organizziamo insieme al Circolo Culturale John Belushi e sarà, come dal titolo, un cinema con le stelle, perché avremo una giovane promessa del cinema italiano, si chiama De Concilio, che è appunto l'attore protagonista, che vedrà il film insieme a noi e poi si intratterrà con i presenti. A seguire, giorno 2, venerdì 2 agosto, una serata di buon cibo, buon vino e grande letteratura. Il profumo della pagina scritta lo organizziamo con Solo Food. L'attore che leggerà i testi di Omero e di Elio Vittorini, ma anche altri autori siciliani, sarà Andrea Tidona. La cantina che mette i vini a disposizione, Donna Fugata e Che Vini, e poi ci sarà anche una cuoca di grido palermitana, Bonetta dell'Olio, che trasformerà in una cena i prodotti dell'orto della Colimpetra, quindi sarà una cena itinerante con musica e letteratura. Giorno 4, prima domenica del mese, la dedichiamo al Pistacchio dei Raffadali, con gli amici dell'Associazione Pistacchio dei Raffadali, e quindi dedicheremo a questo frutto e a tutti i suoi prodotti, dal frutto sgusciato fino al gelato, passando per le creme, per i pasticcini, tutto quello insomma che si può inventare, compresa la porchetta al pistacchio, compresa l'arancina al pistacchio, la pasta al pistacchio, per i nostri visitatori, per i turisti della città di Agrigento, che quindi potranno gustare un frutto così meraviglioso della nostra terra. Giorno 8 invece avremo l'apertura del festival alla Valle dei Templi con la banda Osiris che, attenzione, suonerà gli ortaggi, farà un concerto con gli ortaggi trasformati in strumenti, e il concerto infatti si chiama Congiorto, è un'occasione unica alla quale non si può assolutamente mancare. Più avanti, giorno 21 di agosto, la grande festa degli iscritti al FAI, di chi è già iscritto e di chi si vorrà iscrivere al FAI. Sarà un momento di allegria, un momento di socializzazione, ed è anche la prima volta che questo avviene nella nostra città. Finiremo l'estate con i grandi antichi siciliani, il 1 settembre, prima domenica del mese, che ricordo è all'ingresso gratuito alla Valle dei Templi. Noi facciamo pagare un biglietto ridotto per permettere il massimo di partecipazione. Ci saranno pizzaioli, panificatori, produttori di grani antichi, e tutti quanti ci parleranno e ci faranno gustare quanto deliziosi siano questi frutti della nostra terra e quanto buoni e salutari, ecco, sanno essere i nostri prodotti. Sono stato convocato dal dottore Lopilato in qualità di responsabile culturale del Giardino della Colimpetra e abbiamo immediatamente iniziato a lavorare alla stagione estiva, seguendo un assunto principale: il coinvolgimento quanto più possibile ampio delle realtà associative e delle varie realtà territoriali, creando un programma che in dettaglio in qualche modo dimostra la possibilità del Giardino della Colimpetra come luogo di ampia socializzazione, per cui un programma che si rivolge ad appassionati di musica, ad appassionati di cinema, ma anche a target molto differenti di persone. Tutti visitano la Valle dei Templi e quindi tutti ammirano la bellezza straordinaria di questo giardino, e in qualche modo gli eventi culturali riescono ancora di più ad indorarlo e creare appunto quel luogo di confronto, di scambio, di socializzazione che un luogo così bello deve in qualche modo poter contenere. Ecco, il nostro programma è questo, è un programma ambizioso e si svolgerà e si realizzerà anche con ulteriori iniziative future. È quello che perseguiamo da anni, da più di 30 anni, cioè la promozione della cultura cinematografica, del linguaggio cinematografico. Il film che proietteremo giorno 27 sera alla Colimpetra è Un giorno all'improvviso, un film di un giovane regista con un giovane attore, un'attrice più navigata come Anna Foglietta, una storia di famiglia drammatica ma di una bellezza incredibile, un film che è stato pluripremiato e che va incontro a una mission, quella della nostra associazione, che è quella di promuovere il cinema italiano più nascosto.